Vittoria e passaggio del turno per il Città di Formia di Pernarella, che batte nei supplementari per 5-2 l'Ostia Antica dopo un inseguimento durato per 90 minuti. 1-0 Città di Formia, 1-1, 2-1, 2-2 nel finale. Match che si apre con la punizione di Mallozzi poco dopo al quarto d'ora. Copione quasi identico, palla che entra in rete con l'estremo difensore ospite che resta a guardare. 1-0 per i padroni di casa. Ostia Antica che prova allora con questa conclusione di sinistro che termina sul fondo di destra. Poi è Sekou Camarà a provare l'iniziativa in favore dei padroni di casa con Sfera, che però l'Ostia Antica riesce a murare e a deviare fuori dall'area di rigore. E ancora Sekou Camarà a rendersi pericoloso nel finale della prima frazione di gioco, azione che prosegue con il contropiede perfetto da parte dell'Ostia Antica, palla sul lato di sinistra del campo, dribbling secco e cross in area di rigore con il colpo di testa da parte di Sesta per l'1-1 al 44esimo del primo tempo, che manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Nel corso del secondo tempo il Città di Formia a spingere maggiormente, soprattutto dopo essersi abbassata e trovando il contropiede nel finale della prima frazione di gioco con Ranieri. Secondo tempo, come dicevamo, con Mallozzi che prova sul calcio di punizione. Città di Formia che, come detto, si abbassa in contropiede, diventa pericolosissimo, e ancora Mallozzi sul lato di sinistra ad impegnare il portiere ospite Corbelli, classe 2007, e ancora Mallozzi poco dopo a venire deviato in calcio d'angolo. Città di Formia che si riporta avanti nel finale della seconda frazione di gioco con il calcio di rigore conquistato da Regis, subentrato al 36esimo del secondo tempo a Ranieri. Lo stesso numero 20 bada al dischetto con il destro e batte al 44esimo il 2-1. Sembra fatta per il Città di Formia, ma l'Ostia Antica non molla e in pieno recupero al minuto numero 50 con questa azione di infilata riesce a trovare il 2-2 ancora con Sesta al 50esimo del secondo tempo, palla che entra in rete avendo oltrepassato la linea bianca. 2-2 e si va quindi ai tempi supplementari. Città di Formia che si fa vedere dopo 40 secondi di gioco del primo extra time, palla in verticale con ancora il numero 20 Regis a rendersi pericoloso, mette il pallone in dietro, palo pieno e spera che termina in out. È Marotta a trovare l'assist vincente per Regis. Lo stesso Marotta era entrato un minuto prima al sesto del primo tempo supplementare. È 3-2 e questa volta il gol è decisivo. L'Ostia Antica dimostra di non averne più per provare un'altra rimonta. Allora il Città di Formia trova il 4-2 con questa smanacciata del portiere ospite. Regis con il pallone che resta lì di sinistro al 12esimo fa 4-2, chiudendo praticamente i giochi. Traversa per l'Ostia Antica nel secondo supplementare, poi sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il 5-2 definitivo al volo di Scalzone all'8° del secondo supplementare. Poi non c'è più tempo, triplice fischio finale.